Bizzotto celebra una messa dedicata alla madre terra, iniziativa polemica dei comitati contro la Piedemontana veneta. A Sarcedo, nel Vicentino, questa mattina è stata celebrata una messa per augurare buon Natale alla madre terra. L'iniziativa, promossa da numerosi comitati cittadini della zona, è nata per protestare soprattutto contro la Piedemontana, e ad officiare questo rito speciale c'era Don Albino Bizzotto, sempre sensibile ai temi ambientali. Perché con la sua famiglia ha partecipato a questa messa? E penso che i nostri figli debbano essere messi un po' al centro, un po' delle nostre attenzioni. Una funzione per augurare buon Natale a Madre Terra. Noi crediamo in uno sviluppo che sia sì di servizio alla terra, ma non alla devastazione. La celebrazione in un luogo simbolo, la cappella della Torre Santa Barbara a Sarcedo, nel Vicentino, nel cuore del cantiere della nuova Pedemontana. Officiante Don Albino Bizzotto, fondatore dei Beati Costruttori di Pace, che ha anche letto un appello indirizzato alla comunità ecclesiale, agli amministratori locali, agli imprenditori, a tutti i cittadini di buona volontà. Quest'anno abbiamo condiviso una celebrazione speciale per fare gli auguri alla comune vecchia madre, la terra. Centinaia all'aperto, nonostante il freddo. Dobbiamo difendere la nostra madre terra, che è veramente madre, altrimenti non mangiamo, non abitiamo. Non distruggere il paesaggio del Veneto, che sono le nostre radici. La terra impoverita impoverisce anche gli uomini. Promossa una raccolta di firme a salvaguardia del territorio. Madre terra, abbiamo paura di dirlo, ormai siamo abituati a trattarla come vogliamo e invece forse dovremmo recuperare questo senso sacro della vita legata dall'atomo di una pietra fino alla coscienza di una persona, che è tutto legato, tutto si tiene.